servono. Precariato. Sì, io credo che al di là di come chiamarle, ronde, gruppi spontanei, ecco, io mi sento invece di dover ringraziare quei gruppi spontanei di cittadini che contribuiscono ad un controllo, tra virgolette, del territorio. Ritengo che incontrare, soprattutto nelle ore notturne, delle persone insieme che comunque ti aiutano, ti danno dei segnali di sicurezza, sono presenti, è un qualcosa di estremamente positivo e che a parer mio va incentivato. Quindi la sicurezza è di tutti e anche di coloro che mettono a disposizione il loro tempo libero per dedicarsi a questo tipo di controllo. Noi a Castelfranco e nella Castellana abbiamo organizzato qualche anno fa, oramai sono 6 anni, un progetto, si chiama Progetto Scudo, l'abbiamo battezzato Progetto Scudo, ed è un accordo che abbiamo fatto i comuni della Castellana, siamo 7 comuni, con un'agenzia di vigilanza come quelle che ci sono, insomma vigilanza notturna, che sorvegliano i quartieri, le zone di quartiere, le strade del comune, le strade comunali, insieme con la sorveglianza degli edifici comunali e degli edifici pubblici. Fanno un servizio particolare alla città, con percorsi dedicati, diciamo che sono le nostre ronde, ma sono delle ronde diciamo in qualche modo istituzionali, e io credo che così può funzionare. Con iniziative spontanee possono anche esserci dei problemi, perché quello che io ho letto che è successo a Padova con contestazioni e anche conflittualità, ecco, io dico stiamo attenti, non rischiamo di mettere cittadini che non hanno conoscenza di determinate situazioni. La fortuna sei sindaco di Castelfranco, è una situazione tranquilla, se fai un banchetto, se la Lega Nord fa un banchetto a Castelfranco può farlo in maniera democratica, ma noi quando andiamo a Padova, io ho fatto dei banchetti a Padova difeso da 80 celerini, l'anno scorso ho fatto una serata a Padova dove hanno buttato una bomba a carta, quelli dei centri sociali, cioè è impossibile manifestare a Padova, cioè il problema non è questi ragazzi che passeggiano in stazione, è che vengono attaccati da questi no global. Cioè, ci sono questi 100-150 no global che non permettono la partecipazione democratica. Questa è la realtà di quello che succede a Padova, e sfido qualsiasi persona a dire il contrario, perché a Padova è impossibile manifestare democraticamente, è impossibile, cioè io vado a fare la raccolta firme sulla moschea, vado io il sabato mattina insieme alla sezione di Padova e devo essere difeso da 70 celerini che bloccano Piazza Le Erbe, tutte le cose, che fanno l'attacco con le uova marci, i bastoni. Ma in che stato siamo? Dove non si permette a un partito democraticamente di fare una raccolta firme. Questo è il problema di Padova, di Zanonato e della Ruffini che hanno rovinato la città. Torniamo fra 2 minuti.